Conferenza stampa stamani del procuratore della Repubblica di Agrigento, dottor Renato Di Natale, e del sostituto procuratore Ignazio Fonso, per fare un bilancio del lavoro svolto nell'anno in corso, nonostante le difficoltà e le carenze di organico in cui versa il Tribunale di Agrigento. Ma l'anno che verrà, a detta di Di Natale, sarà ancora più difficoltoso, in quanto ci sarà un'ulteriore mancanza di magistrati che andranno ad altra sede. Attualmente le carenze organiche del Tribunale ammontano ad un 40% in meno di magistrati e non si potrà garantire in futuro il lavoro fino ad ora svolto. Benché ci sia un programma organizzativo ben collaudato, sicuramente la mancanza di magistrati produrrà nei tempi un rallentamento del lavoro. Speriamo di trattenere i sostituti che hanno ottenuto già il trasferimento qui per un certo periodo di mesi e aspettare l'arrivo di nuovi giovani magistrati. Ma nonostante quanto detto, quello che si è fatto è stato grazie a una grande sinergia con gli altri uffici e colleghi del Tribunale e sono andati in porto anche per via dell'organizzazione che la Procura di Agrigento si è data, come ha sottolineato il sostituto Ignazio Fonso. Uno degli elementi fondamentali è rafforzare i nostri moduli organizzativi, come già accaduto in passato quando abbiamo avuto questo tipo di emergenza. Riteniamo che nella prima parte del 2013 faremo fronte alla prossima partenza di 2 colleghi, poi speriamo nel ricambio determinato dall'entrata in servizio di altri magistrati che si prevede per il giugno del 2013 e che qualcuno venga destinato come in passato ad Agrigento e riprenderemo con la stessa lena. Nel frattempo ovvieremo con le nostre forze. La fotografia fatta dal procuratore Di Natale è partita da ciò che è accaduto nella nostra provincia, ad esempio Racalmuto, incendi ad auto nella scuola di Sciascia, per andare poi a Licata con l'operazione Out-Out relativa alla cattiva gestione delle aste giudiziarie, gli omicidi che sono diminuiti da 8 a 6, sottolineando anche il caso di Antonella Alfano dove si è catturato l'omicida e il successo ottenuto a Montallegro con la scoperta di che ha ucciso la signora Del Rossi. Ignazio Fonso ha poi sottolineato come la Procura di Agrigento sia interessata in maniera esponenziale al problema degli immigrati, che intasano molto il lavoro della Procura. 1100 sono stati gli immigrati clandestini, con oltre 5700 sbarchi di extracomunitari. Altro fenomeno sottolineato da Fonso è stato quello dell'abusivismo edilizio, che vede Agrigento seconda solo a Napoli, portando ad esempio lo scempio delle villette di Realmonte, da demolire, ma altri casi riguardano anche i comuni di Palma e Licata o il caso del Palazzo Maraventano ad Agrigento. 30 sono stati i reati contro la pubblica amministrazione, di cui ben 29 definiti. Fonso ha precisato che nello svolgimento del loro lavoro si è garantiti al massimo e che non esistono privilegi e persecuzioni per nessuno. Si sta lavorando anche nel settore dell'inquinamento ambientale e marino, come le recenti indagini fatte sulla balneabilità del mare di San Leone, e si seguiranno i processi nel loro iter fino ad arrivare al giudizio massimo della Cassazione.